pomeriggio a tutti, benvenuti a quella che è l'ultima puntata della settimana di Pomeriggio Special. Salve a tutti, siamo a venerdì, oggi è il 5 febbraio. Ciao da Cristina Ruffino. Allora, un saluto subito a chi si è collegato con noi, a tutti gli amici di Io Compro Siciliano che giorno per giorno ci stanno seguendo e diventano, devo dire, ogni giorno sempre di più. La nostra classica puntata del venerdì è quella del fine settimana, è quella in cui si parla ovviamente di viaggi, perché il weekend, ma lo dico sempre, è ovviamente dedicato alle gite fuori porta, ma noi cercheremo ovviamente nel nostro piccolo, visto che non si può andare da nessuna parte, cercheremo di portarvi in giro per il mondo con un bel tour, devo dire oggi, perché abbiamo, e poi lo presenteremo, un ospite che ci porterà davvero in giro per il mondo e ci farà vedere un sacco di posti molto interessanti. Intanto io, senza perdere tempo, voglio subito far entrare la mia compagna d'avventura di viaggio del venerdì, che è la nostra Selina Alcalà. Buonasera a tutti, buonasera carissima Cristina, Ciao come Selin. stai? Bene, tu come stai, Selin? Bene, bene, è stata una buona settimana, ma non vedevo l'ora del venerdì per ritrovarvi e ritrovarti anche a te. È vero, Ah, anche perché oggi sarà un'altra puntata, devo dire, molto molto divertente. abbiamo tante sorprese. Sì, io tra l'altro vedo, perché io sbircio, vedo dietro di te una valigia, Selin. Stai per partire? Esatto, sì, sì, sono prontissima, io ho la passaporto, la mappa, tutto quello che serve per un viaggio quando si va in tour, il minimo necessario. Perfetto, perché oggi, Celine, stiamo per affrontare un bel tour che ci porterà, come dicevo prima, in giro per il mondo. Allora, stiamo per accogliere l'ospite di questo venerdì, che si chiama Salvo Bucchieri, che ci porterà a fare un bellissimo tour virtuale attraverso 13 tappe tra Italia, Europa, Africa. Lui è originario di Vittoria, in provincia di Ragusa, vive in Francia, dove lavora come responsabile in un bar-ristorante, tutto rigorosamente italiano. È stato il suo lavoro a portarlo lontano, purtroppo, dalla sua terra, dalla Sicilia, a fare tante esperienze in giro per il mondo, esperienze che ci racconterà tra poco lui. Salvo Bucchieri, che è con noi, lo preleviamo dal backstage. Benvenuto, Salvo. Buonasera a tutti, Benvenuto. ciao, grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Bonsoir. Allora, Salvo, noi Allora, qui oggi abbiamo una giornata, diciamo, tipo come se fosse primavera inoltrata. Io so che lì tu hai la stufa accanto, è vero? io si fa caldo perché qui comunque ci sono molto meno gradi rispetto lì in Sicilia. È vero. Certo. Devo dire che avremo un bel fine settimana da trascorrere fuori porta, non si sa perché siamo ancora un po' chiusi blindati, però cercheremo, Infatti, almeno il sole ricarica, rigenera, quindi cercheremo di prendere magari un po' di sole. Allora, Salvo, io e Celine siamo molto curiose perché vogliamo scoprire la tua vita da viaggiatore, perché tu hai viaggiato veramente in lungo e in largo tra Italia, tra Europa, tra Africa, sei stato praticamente ovunque. sì, diciamo che il mio lavoro iniziale mi ha portato a girare un po' diciamo, il mondo. L'occasione l'ho avuta inizialmente con una compagnia di villaggi turistici e vacanza. Da lì è partito, diciamo, 18 anni fa, partendo la prima esperienza in Italia, nella bellissima Puglia, a Otranto. Saluti amici Saluti agli pugliesi! amici pugliesi, comunque ne ho alcune, qualche amico pugliese, e da lì è iniziata un sistema di viaggi, ogni 4-5 mesi si cambiava destinazione. Di cui c'è stata in tante volte la Francia in montagna e poi in estate posti ovviamente al mare e al sole come il Marocco, la Turchia, la Corsica, la Sardegna, che sono comunque posti bellissimi che ognuno di loro hanno lasciato un Un po' il ricordo. segno, un ricordo. E Ma, comunque hanno appreso tante altre belle esperienze. ma sicuramente. Allora, in questo momento ti trovi in Francia esattamente da quanto tempo, Salvo? Allora, esattamente stabile più o meno nella stessa zona sono ormai dai 5 anni. Siamo nell'Alta Savoia, così chiamata Alta Savoia, Haute-Savoie, per les Ok. Français. Zona di Salutaci in lago. francese, intanto che ci siamo, dici due parole in Je francese. dis bonjour à tout le monde, à les Français qui écoutent aussi, donc bonsoir tout le monde.
Quindi buonasera a tutti i francesi che ci ascoltano. E quindi sono nell'Alta Savoia, in un lago, il lago di Annecy, quindi non è lo stesso effetto del mare, ovviamente, per noi che siamo isolani, il lago non è la stessa cosa. Ma torni ogni tanto, no? In Sicilia, a Sì, Vittoria torni? quando posso, una o due volte l'anno, quando è possibile, per le vacanze, è ovvio che torno, che comunque ce la Lui famiglia. torna, Cristina, ed è uno di quelli che mi fa girare a me quando torna, perché è anche appassionato di fotografia, ce ne parlerà pure, e quindi spesso è lui che viene a dirmi: Selina, quando sei libera andiamo a Siracusa, andiamo alla riserva dell'Antica di Amazzonemi, andiamo, ci vuole andare ovunque per fare fotografie, e quindi io mi godo il passaggio e giro pure io. Grazie, Salvo. Bravo, quindi ti fa un po' da cicerone, diciamo, no, Salvo? Ma diciamo ci facciamo dai ciceroni, perché posso dire che Céline conosce forse, devo dire, meglio lei la Sicilia che me, che sono tanti anni che sono fuori. Lei l'ha girata molto di più e quindi facciamo cicerone tutta. Lei fa la cicerone a me. Hai visto, hai capito? Sei Bravi. gentile. Bravi, io rosico ogni venerdì con Céline, ti devo dire la verità, perché Céline mi fa un attimo, sa più cose Céline, guarda, della Sicilia, che io che in Sicilia ci vivo praticamente da sempre, è vero, bravo. Ma sai Cristina, questo punto qua, mi lo sento dire molto spesso, e allora rispondo sempre che intanto ciò che so è ciò che mi insegnano i siciliani che incontro, prima di tutto, e poi la lettura e la curiosità. Però sicuramente Salvo ne saprà di più di me sulla Francia che io stessa, perché non seguiamo mai le lezioni di storia a scuola, di geografia, non ci interessa sapere, ma poi crescendo ci interessiamo agli altri paesi e ci dimentichiamo del nostro. Ed è per tutti così, quindi è una logica, diciamo. È verissimo, è verissimo. Quante lingue parli, Salvo, visto che sei stato in giro per il mondo in lungo e largo? Allora, parlare delle lingue, diciamo, a parte l'italiano, il siciliano e il francese, ovviamente il francese penso oggi di parlarlo meglio che l'italiano. E poi un po' di inglese, comunque riesco a fare qualche conversazione, e poi i classici saluti, come stai, non so, in arabo, in turco o in spagnolo, queste cose qua. Perché comunque viaggiando assimili, no? Assimili, perché comunque mi ha portato a lavorare con gente, con persone di tutto il mondo quasi, quindi anche se eravamo negli hotel, la squadra era composta comunque di componenti di tutte le nazioni, quindi mi ha dato anche l'occasione di viaggiare anche tramite le persone. Quindi varie culture, ovviamente, certo. Varie culture, che è un altro tipo di viaggio, un viaggio diverso, quello di viaggiare fisicamente, ma di viaggiare attraverso le persone, che anche va bene, dai, parlando di viaggiare, io voglio vedere questo contributo video del tour che abbiamo organizzato stasera per voi. Sì, Paolo è pronto, andiamo a vedere. Till my lungs fall out. I'm asleep but well aware that the word is out. There's a love, there's a sense of direction in the matter that keeps us apart. There's a light coming out of the woodworks, from a crack in the door to my heart. 'Cause the sound is taking forever, 'cause I can't take the heat anymore.
Abbiamo perso Cristina. Un attimo. Allora, Bellissima. siccome siamo stati in Marocco, un attimo che sistemo bene anche la webcam, mi sono un attimino adeguata, no? Devo dire. Ma vediamo, complimenti Cristina, complimenti, sei prontissima, ormai sei una viaggiatrice. Allora, no, vabbè, una sorpresa che ho voluto fare a Celine e a te, Salvo. Adesso ricompormi sarà un po' un problema, però va bene. Voi andate avanti, intanto io cerco No, di ti sta ricompormi. bene, ti sta bene, ti sta bene. Bene, allora sto così. Dunque, abbiamo visto anche un po' di Marocco dentro questo video, no, Salvo? Sì, Aspetta abbiamo- Cristina, iniziamo dall'inizio del video, del Vai. video, Salvo, ci hai messo, suppongo, partiamo sempre dalla Sicilia, qualche posto siciliano, e poi dove ci hai portato con questo video? Allora, seguendo un po' le foto del video, si parte dalla prima foto della Taormina, ovviamente dalla nostra Sicilia, proseguendo con la Sardegna, che è l'isola di Maddalena, esattamente Caprera, Sì. dove ho fatto una stagione, è un'isola bellissima, La Sardegna. della Sardegna, e da lì si passa poi in Corsica, alla Corsica, alle Calanche di Piana, quelle rocce col cuore, se l'avete notato, Bello. che quelle sono naturali, sono delle rocce naturali che sono, se ricordo bene, 400 metri di altitudine di marmo rosso, che si trova nella costa ovest della Corsica. La Corsica, io, cara Cristina, la Corsica Sì. è stato il primo paese straniero, diciamo, in cui sono andata, il primo viaggio che ho fatto con una cara amica mia. Bello. E la Corsica la chiamo la piccola sorella della Sicilia, perché è Sì, la Sicilia, è ma è vero. in piccolo. Io È ci sono passato. proprio... È vero, è Vai. vero, è vero. Questa cosa l'avevo sentita anche io, Celine, tra l'altro avevo sentito parlare della Corsica in questi termini, in quelli che hai utilizzato tu. È vero, dicono che la Corsica sia veramente bellissima. Io non ci sono stata, scusate un attimo, ma io devo ricompormi. Paolo, potresti Vai, cambiare vai. l'inquadratura, grazie. Aspetta, intanto guarda cosa ho io nella valigia, che stiamo parlando di Sardegna e di Corsica, Sì. siamo venerdì sera, ora di aperitivo, sai che tutti i No, francesi vabbè. a No, vabbè, quest'ora. cosa stai bevendo, Celine? Ce lo dirà Sono- Salvo, poi lo Se riconosce. se non sbaglio, dal colore, comunque venendo dalla Corsica, è anche un liquore tipico della Sardegna, delle due isole, che sono molto simili. Penso che sia il mirto, il liquore di mirto, che è un liquore Bravissimo. No, vabbè. buonissimo da bere, soprattutto consiglio messo nel frigorifero, molto freddo, ed è molto gustoso, sempre però senza abusare con l'alcol. Bravo Salvo, Esatto. ci sei piaciuto, ma te lo stai anche bevendo, Celine? Sì, io lo dedico alla salute di tutti i viaggiatori, di tutto il pubblico e di tutti i membri di Io Compro Siciliano. No, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Dai, Celine, però no, io c'ho il solito bicchierino d'acqua. E Celine, happy hour! questo gioco non mi piace. Salvo, tu cosa hai da mostrarci, visto che noi ti abbiamo fatto queste sorprese? Se vuoi un bicchiere della birra, che questo è comunque un bicchiere della birra di terracotta, che comunque non so se si vede. Sì, si vede. Ecco, quello viene è in francese, esattamente, Alsace, che Céline sa esattamente dove si trova l'Alsace, che fanno comunque anche della Alsace-Lorraine, dove c'è Strasbourg. Strasburgo, esatto. Poi che comunque la birra, collegandoci alla birra, possiamo parlare anche sia del Belgio che della Germania, come E ne Düsseldorf. parliamo tra poco, Salvo. Sì. Riservati gli argomenti, anche perché, ragazzi, ci dobbiamo ricomporre qua. Abbiamo qualche messaggio da leggere. Guarda, veramente. Allora, Andrea Geriri, buon pomeriggio a tutti voi. Io compro siciliano Made in Sicily. Oggi si viaggia, è vero, anche di testa, devo dire. Mary Fleur. Bonjour Cristina, coucou Céline, ciao Mary Fleur, bonjour Stéphanie, ciao Stéphanie Mulet, credo di sì, Sì, sì. Antonio Bulcassimo, buonasera, sempre belle, grazie Antonio, vabbè Antonio, Mary Fleur, merci Salvo,
Per te, Salvo. Sicuramente dalle parole in francese. Giuseppe Campo, saluti. Giuseppe, ciao. Buonasera a tutti, saluti a tutti, un saluto speciale a Bucchieri Salvo, Niccolò Taddei. Giovanni Ciao. Lorenzo Montemaggiore, buon pomeriggio, complimenti, buon pomeriggio anche a te. Marie Fleur, complimenti, superbes photos. Céline, leggete voi perché io il francese, ragazzi. Complimenti, superbe photos, superbe musique, je suis fan, bravo Salvo. Ok. Splendide fotografie, splendida musica, sono una grande fan, bravo Salvo. Niccolò Taddei scrive belle foto, il grande Salvo, è vero, le foto sono veramente bellissime, Salvo. Tra poco parliamo anche della tua passione. Concetta Bucchieri, buonasera a tutti, bravi, tuo parente? Ciao Concetta, Concetta, l'abbiamo avuto, ci ha portato a Londra, Cristina, ti Ah, ricordi è della vero, prima Concetta non la... puntata? Certo! E sua sorella! Vabbè, una famiglia di viaggiatori qua, ragazzi. Ecco, devo dire, bravi, bravi, complimenti. Continuate a scrivere, mi raccomando, se avete delle curiosità, continuate a scrivere su Io Compro Siciliano all'interno di questa diretta. Allora, Selin sta uscendo dalla sua valigetta magica qualcos'altro. Olè! Olè! Salvo, mi sembra che ci hai portato in Spagna. A Barcellona. A Barcellona, esatto. Allora, Cristina, a Barcellona ci fermiamo un attimo perché appunto Salvo ci racconterà Sì. le sue avventure. Vai. Però mio papà è spagnolo e Ah, quindi io mi sento anche un po' spagnola e vivendo a Tolosa, che è solo a 3 ore di macchina di Barcellona, ci andavo molto spesso. sì. Tantissimi ricordi. Intanto lascio la parola a Salvo per i ricordi suoi e mi lascio fare con lui, perché veramente dei ricordi bellissimi a Barcellona, la destinazione fantastica. Vai Salvo. Allora, Barcellona l'ho vissuta 5 giorni, da premettere, a me i viaggi alcune volte piace farli da solo. E sono fatto 5 giorni da solo a Barcellona ed è un'esperienza che consiglio a tanti di fare ed è soprattutto non andare dove tutti vanno, in quei posti così conosciuti, ma di viverla diversamente con qualcuno di locale possibilmente, quindi conoscere un po' i vicoli. Sì. E poi Barcellona ha il suo fascino, il caldo, il mare, l'arte. Barcellona è detta la capitale dell'Europa sia per il divertimento sia per la diversità culturale. Anche a livello artistico, molto a livello artistico, oggi è molto avanti, ci sono molte artisti che vanno lì a cerca di nuove avventure a livello artistico, quindi è molto interessante anche a quel livello. È vero, Sì. su questo io posso darvi ragione, nel senso posso dare anche la mia testimonianza perché io ci sono stata anche a Barcellona, diciamo, quindi sono caduta? Ci sentiamo ma non ti vediamo Cristina, ma Va ti bene. sentiamo. Comunque sei bella lo stesso, sei ferma ma sei bellissima, non ti preoccupare. Va bene, tra poco esco e rientro. Comunque ci sono stata, quindi vi do la parola, io esco e rientro subito. Sì, allora di Barcellona, Salvo, a me, come dici tu, è vero che dobbiamo andare nei posti meno frequentati, meno turistici, però spesso ho parlato con molto siciliano, quando ci vanno hanno l'occasione di andarci facendo una crociera e hanno poco tempo per Barcellona e quindi io consiglio sempre, se c'è troppa fila per visitare la grande basilica, cattedrale, la Sagrada Famiglia, potete andare a camminare, semplicemente camminare sulle Ramblas, che va dal centro di Barcellona fino a una strada piena di artisti, ristoranti, bar, si trova anche il mercato, la boccheria, il coperto, cioè tutta la cultura di Barcellona la potete ritrovare già su questo boulevard, diciamo, che vi porta fino al mare, dove si trova la colonna di Cristoforo Colombo, come si dice Colombo. E poi hanno costruito proprio sul mare, attraverso un piccolo ponte, un centro commerciale, in cui puoi fare shopping se ti viene la voglia. Quindi Barcellona proprio, io ho ricordi ovviamente di quando ero giovane andarci per ballare, fare la festa, o con mio padre semplicemente per sentire un po' di spagnolo, anche se lui è del sud, di Sevilla piuttosto che la Catalogna.
Bella, io Barcellona. sono stata a Barcellona, Toledo, Madrid, Saragozza. Questa è stata insomma la zona della Spagna che io ho avuto la fortuna, devo dire, di visitare e che mi ha affascinato veramente tantissimo. Ma allora Cristina, vuoi essere ospite per venerdì prossimo? Così ci racconta Barcellona a questo Ah, punto. certo, vi racconto Barcellona di 40 anni fa, diciamo, altro che... Va bene, poi, allora, tornando a salvo invece, quindi archiviando la Spagna, archiviando Barcellona, raccontaci di uno dei luoghi che ti ha affascinato particolarmente. Allora, particolarmente possiamo parlare un po' da Amsterdam, volendo. E lì è stata un'altra esperienza, come nella Spagna, 5 giorni da solo, fatta tutta a piedi, Sì. ogni giorno con la macchina fotografica attenzione Scusate, ci sono attenzione, cose che non si fanno in televisione. Prendiamo piuttosto questo simbolo qua, dai. il Che ci fiore. sta meglio. Ah, Il fiore, Amsterdam è bella per quella, la libertà di espressione, la tranquillità, la gente che vive in modo anche caos, ma un caos organizzato e tranquillo e zen. ah, hai capito? Non sapevo che loro fossero così zen, gli abitanti di Sì, Amsterdam. sì. Ah, Ci sono delle voci che chi di Amsterdam veramente sono un po' duri, un po' freddi alcune volte, ma però, ripeto, sono cose che si dicono, ma poi bisogna conoscere poi Beh, nel giornaliero. certo. sì. Va Però bene, Amsterdam, Cristina, è la quarta città più sicura di Europa, è una delle prime consigliate per viverci, Sì. perché appunto è molto libera nei modi di pensare, nel senso che ok. essendo una città molto artistica, c'è molta espressione dell'immaginazione, molta espressione anche in tutti i campi di arte, non solo architettura o proprio pittura, scultura, veramente in tutti i campi, anche solo nelle decorazioni, le vetrine, diciamo, di Amsterdam, oltre a quelle che si potrebbe immaginare, Ok. ovviamente. Però è una città di artista, quindi immagini intanto che non ci sono macchine, puoi andare solo a piedi, a bicicletta o con queste nuove cose. Le macchine ci sono comunque in alcune zone, anche al centro possono passare, però il rispetto, la priorità è sempre la bicicletta, quel simbolo della bicicletta che tutti vanno in bicicletta e che La sia... bicicletta non entrava nella valigia, io ho Infatti, preso nemmeno solo nella quello mia, che potevo. Non ho nemmeno nella mia, ha portato altro nella valigia, Selina. È passato Allora, in aeroporto, sono stata fortunata. sì. Va bene, allora mi sa che noi tra l'altro abbiamo anche un altro video da vedere perché siamo già a 23 minuti e 30, esploderemo, salvo ti avvisiamo, eh? Quindi abbiamo un altro video da vedere, se siete d'accordo noi le facciamo mandare subito. Ok. Allora, mi pare di aver capito che in questo secondo video abbiamo visto la passione di Salvo, esatto? Esatto, Sì, Perché esatto. allora, gli ho chiesto io questa contribuzione perché
diciamo che sul suo arte Salvo è un po' più timido. Perché si vede nel suo montaggio video, si vede nelle sue fotografie, qualcuno che ritrascrive quello che ha dentro attraverso la fotografia. E quindi mi sembrava importante far vedere anche questo, perché ovviamente sono sempre posti un po' ovunque nel mondo. E lui ha questo bello progetto di voler unire in un montaggio fotografico, un'esposizione da proporre in diversi eventi, cioè, progetti sul quale stiamo lavorando. In pratica, scusa se ti interrompo. Prego, figurati. In pratica il progetto che avrei in mente, che diciamo più avanti appena possibilità di muoversi, è quello di fare comunque un tour in Sicilia, raggruppare una città o due città da vedere e da studiare di ogni provincia, di tutte le nostre province siciliane. Dopo sarà a me andare a vedere che sia culturale, culinaria o comunque sociale, a temi diversi, diciamo. per ogni città che sia o provincia, raggruppare e rappresentare la bellezza, le bellezze, le differenze della Sicilia, sempre facendolo anche con un altro sistema, con le mie cornici fatte a mano, recuperate con riciclo, perché comunque voglio collegare anche il riciclo, soprattutto invogliare sul riciclo al giorno d'oggi e comunque dare una bella pulizia alla nostra Sicilia. E quindi vuole unire tutte le province siciliane in questo bel progetto a diversi messaggi di peso ad oggi e presentarli al mondo, quello che mi piace e che poi vuole fare conoscere la Sicilia in questo modo. È vero, questa cosa di portare la Sicilia nel mondo è una cosa che noi diciamo sempre, no Salvo? Ma tu della Sicilia, in tutti i viaggi, in tutte le località che hai visitato, no? In tutti i viaggi che hai fatto, della Sicilia cosa porti? Quando tu incontri, insomma, che ne so, quando vai in Turchia, di cosa parli della Sicilia in maniera particolare? Come gliela fai conoscere? Gliela faccio conoscere intanto parlando. E tante volte non c'è bisogno perché comunque alcune culture sono uguali. Parlando ad esempio della Turchia, molto simili, sembrava di essere in Sicilia, perché tra gli alberi di carrubo, gli olivi, e poi non solo il cibo, le frittelle tipiche nostre che facciamo a San Martino, ritrovarle lì come loro dolce tipico. È bello, e quindi da lì poi nasce lo scambio, e tante volte raccontando con loro si vede la similitudine che c'è con queste persone, questo popolo che sono meravigliosi. Esatto, quindi diciamo che tu la Sicilia te la porti lì e la ritrovi lì con loro e poi la convivi con loro. Perfetto, grazie Salvo. Intanto c'è un altro travestimento in atto che è quello di Céline. Salvo, io non so, magari non ti avevano avvisato di questa cosa, però io e Céline siamo così, quindi o ci prendete così o via. Abbiamo parlato di Turchia, di Kemer, ci stiamo spostando su un'altra cultura più arabica e quindi io mi sto... non è comunque non tanta lontana dalla nostra, comunque molto simile. No, molto è vero. È vero. Però Salvo, se ci fai caso, ha sempre qualcosa in mano, Céline. Drink, prima si è bevuto un bicchiere di mirto, adesso in quella tazza non si sa cosa ci sia. Del tè, giuro che del tè. Quella è la cultura francese che esce da lei fuori, quindi... È vero. Allora, abbiamo un paio di messaggi che riguardano i tuoi quadri, spettacolari quadri. Erano Nicolò. Luca Leonardi, complimenti per gli splendidi quadri. Grande Salvo. Non so chi era, comunque da dove arriva, sicuramente non lo so. Scriveteci anche da dove arrivate, quando mandate il messaggino, ditecelo, noi siamo curiosi di sapere da quale parte del mondo voi ci scrivete, dove siete, scriveteci un po' di tutto la prossima volta. Allora, raccontateci anche i vostri ricordi, se ce ne avete, così condividiamo tutti insieme, è sempre più bello. È vero, quindi Salvo, ti sono arrivati un bel po' di complimenti per i quadri, quindi li puoi anche mettere in vendita volendo. Volendo chi desidera, perché no, però per il momento non è l'obiettivo mio vendita, cioè nel senso è fare passare un messaggio più che altro.
se poi capita la vendita è un altro discorso. Ma principalmente quello che interessa è il senso La la sensibilizzazione. sensibilizzazione del riciclaggio. Salvo, ma tu, visto che comunque lavori all'interno di un ristorante, sei il responsabile di questo bar-ristorante, ma Sì. comunque ogni tanto riesci anche a cucinare dei piatti della nostra tradizione sicula? No, perché comunque la cucina io so fare le cose principali, diciamo, per sopravvivere, ma la Ah, cucina ok. non è più Come me. nelle mie corde, però piace mangiare più che altro. Vabbè, quello già anche a noi piace mangiare, vero Selin? A Selin piace drinkare, secondo me, anche. Ecco, anche mangiare, perché guarda con Antonio In giustamente Sicilia che io sta ho il chef mangiando a molto bene. domicilio, quindi figurati. Ma che cosa cosa preferisci mangiare in Francia, Salvo? Tu che In sei lì. Francia la famosa raclette. Ah, Cos'è? La raclette sono delle patate lesse e poi è una forma di formaggio fuso, riscaldato, che scende sulle patate lesse Ah, e poi ti ok. mangi la patata ce ne lessa ha con questo parlato pure formaggio. Leo la settimana La scorsa, perché Svizzera, ormai la Sì, hanno, Svizzera, ecco, la quindi Svizzera. la fonduta, giusto? La Esatto, si chiama fondue, la fondue è un'altra cosa, fondue? diciamo, sono 3 formaggi fusi in una pentola Ok. che si immerge il pane, i pezzettini di pane, e bisogna pescare poi con la forchettina il pane e uscire fuori questo il è formaggio. la fondue, La fondue. mentre la raclette è un formaggio specifico, raclette è il nome del formaggio, Sì. e si mangia solo questo formaggio, logicamente, che vai a sciogliere nello stesso modo della fondue, però poi lo metti sopra salumeria, patate, lo puoi anche abbinare come facciamo nel sud con un petto d'anatra. Questo è proprio il Mamma, piatto mamma. tipico di questo periodo invernale, in queste zone soprattutto. Da Perché voi, noi qua andiamo avanti è, al granito adesso. è la bella cosa è mangiarla, posso dire, la bella cosa è di mangiarla nei piccoli chalet che ci sono in montagna, soprattutto in questi fatti di legno, riscaldati Bello. col camino vicino e questo formaggio fuso, questo odore che poi comunque si sente troppo. Hai Però è visto? buonissimo. Hai anche Dimmi, hai Salvo. anche l'animo tenero, Salvo, sei anche romantico, devo dire. Ah. Chalet. Va bene, Salvo, allora un saluto perché siamo proprio in chiusura, un saluto da parte tua agli amici di Io Compro Siciliano. Io ringrazio tutti per questa piccola occasione, grande occasione e grazie ancora e basta. Ciao a tutti e a quelli che mi conoscono. Grazie, in bocca al lupo per il tuo lavoro e Grazie. anche per la tua passione, perché sei Grazie. veramente bravissimo, anche come fotografo, davvero. La tua Grazie. passione è una vera e propria arte, davvero. Grazie, Salvo. Grazie a Grazie voi. Salvo per il Grazie. tour. Ciao. Grazie a voi. Ciao e buon Ciao. Ciao, alla viaggio. prossima. Grazie. Ciao, grazie, buon viaggio. Sì, buon viaggio. Noi partiamo di testa, devo dire, Celine. Sì. Celine, come stai intanto? Il mirto ha fatto effetto? Ha fatto un po' di effetto, diciamo che sono pronta per il secondo bicchiere. Vabbè, te lo sei bevuto poi tutto in un colpo praticamente. Vabbè, diciamo che non è tanto, cioè per una francese un bicchiere solo non può bastare, sai, siamo un po', poi del sud, poi col sangue spagnolo, quindi Certo, hai capito. altro che uno è abituato ormai. Va bene, allora Celine, noi ci vediamo il prossimo venerdì con te per un altro viaggio. Oggi abbiamo veramente visitato un sacco di luoghi col nostro Salvo, quindi io so che tu prepari già le puntate con Allora, tanti mesi di anticipo, quindi sarai già pronta. ecco Cristina, la prossima puntata sarà molto particolare perché faccio, penso, spero, un regalino ai siciliani. Perché avremo un'altra persona che non è siciliana, non è italiana e ci farà scoprire i suoi viaggi. Ha girato anche lei tantissimo, anche in America del Sud, non Sì. dico dove esattamente, e poi ha un amore particolare anche lei con la Sicilia, quindi sarà molto interessante scoprire le sue storie. Venerdì prossimo proprio ci divertiremo e sarà molto bello. Va bene, sarà guerra aperta tra me e te venerdì, già te lo dico, già te lo dico. Bello, un bacio grande. Ciao.
Ciao Celine, Grazie ci vediamo. Cristina, ciao, buona settimana e buon weekend, ciao ciao. Ricordiamo Celine di condividere questa diretta, mi raccomando, condividiamo, condividete ovviamente tutte le dirette del gruppo di Io Compro Siciliano. Io sono arrivata così alla conclusione anche di questa settimana. Da Cristina Ruffino è tutto, grazie per esserci stati. Vi consiglio di visitare anche il nostro marketplace su www.iocomprosiciliano.com. Devo salutare per la settimana appena trascorsa, molto intensa, il nostro Paolo Gatto in regia e la nostra Marzia Monreale, che è stata anche questa volta in redazione. Da Cristina Ruffino è tutto, un bacio grande grande, buon weekend, ci vediamo lunedì con la Cucina dei Ricordi. Ciao!